Controllare i prezzi e trovare incentivi per sostenere la produzione di latte fresco e di tutta la filiera lattiero-casearia di qualità. Questa è la proposta dei deputati della Commissione Agricoltura del Movimento 5 Stelle, che hanno incontrato nel bellunese allevatori, associazioni di categoria e istituzioni locali. Se non si interviene, il settore ha i giorni contati. L'agricoltura di montagna, in una parola, sta morendo. Ci sono grosse difficoltà di tenuta, soprattutto dal punto di vista del settore zootecnico da latte. Il latte non riesce più ad essere remunerato in maniera tale che le aziende riescano a continuare la loro attività. Oggi il latte viene pagato al produttore intorno ai 36 centesimi, quando invece per poter vivere in montagna servono 44 centesimi. Si può fare che cosa? Si può andare intanto a fare un'audizione diretta subito, fa capire al Parlamento intero che cosa succede nelle nostre montagne. Successivamente si può intervenire già in legge di stabilità, cercando con le altre forze politiche di poter lavorare insieme per il territorio. Una volta perso le aziende agricole in montagna, il latte in montagna, perdiamo quelle sentinelle del territorio che ci difendono da frane, dissesto idrogeologico. Già, se chiudono le aziende, chi curerà il territorio? Nei mesi scorsi la montagna ha dato il peggio di sé in materia di frane e dissesti, non solo alle quote elevate, anche in Valbelluna ci sono esempi. Valmorel è una località assolutamente splendida dal punto di vista naturalistico ed altro. L'abbandono che è stato effettuato ha comportato che dopo una ventina d'anni ci sia una frana che è costato, se si vuole mettere in pristino, circa 5 milioni di euro. Il costo che forse oggi affrontiamo aiutando queste persone diventa un investimento per il futuro del territorio stesso. Al capezzale dell'agricoltura montana per ora sono arrivati i pentastellati, che sperano di trovare in Parlamento altre sensibilità. È un obbligo morale, un obbligo etico da parte dei parlamentari che sono a Roma, di Commissione Agricoltura o non, fa sì che le nostre aziende agricole possano rimanere vive, poter competere sul territorio e mantenere anche le loro famiglie. Ne hanno un diritto.